Mi vorrei fare la barba, ma so che sono stati acquistati dei rasoi, ma... I rasoi dove sono? I rasoi? Davanti allo specchio. Adesso li troverò, li troverò. Davanti allo specchio ci sto io. Dentro lo specchio ci sono i rasoi. Italiano, ancora una bella lingua. Sì, un attimo, che c'è? L'italiano è una bella lingua, è dentro lo specchio. Dentro lo specchio. È detto davanti. Davanti allo specchio? Che sto io. Ti stanno appiccicate? Davanti allo specchio che cavolo vuol dire? Ah sì! La metto davanti, ciao. La figlia, molto gentile, davanti allo specchio, che cavolo vuole dire? E allora portiamo la barba augustiana, gomma antiscivolo, no? Snaus? Bilama, paura, molta paura. Come dice la canzone di Calliga? Niente paura, niente paura. Niente paura, niente paura per la rasatura. Quella estiva che prima o poi andava fatta, no? E allora, Naus, dici niente paura, niente rasatura, non va, non rade. Stava a fare finta? Ah, bello il telefono, un po' come uno specchio, no? Davanti allo specchio. Dicevano. Secondo me era un po' dentro, ma i problemi sono altri. Come procede quest'estate? Molto, ma molto bene, direi. Un po' in ritardo l'arrivo, ma direi che si sta dormendo abbondantemente. Purtroppo qualche tragedia si è palesata, drammaticamente parlando, e quindi se la mattina gambe, braccia e testa funzionano e non trovi i rasoi, ti dicono davanti allo specchio, poco male, no? Direi che i problemi sono altri. E allora, con la consapevolezza di essere miracolato e dentro 5 ore, 6 ore anche sbarbato, cosa ci vuole? Un rasoio per ogni 2 colpi. E pulisci, Snaus. Ammazza il barbaro. Se il barbaro presidenziale non si leva. E quindi no problem. Camera killer e anche la barba se ne andrà. Certo, i mezzi, gli strumenti non sono quelli romani, non sono quelli a 48 lamette, 58 rotor, birotor, però insomma, piano piano, con la calma del caos, vedremo anche sta mouse. Secondo te sto mouse? Viva la vita, tutta la vita, bella per te, non ti voglio trattenere troppo, perché sennò diventi un po' lungo, no? Ti rompi anche un po' i coglioni, ma giuro che la finirò. Non taglia, non rade, evade forse? Arrivo paonazzo come un bambino che è stato 8 ore davanti al sole ieri. In realtà non ho preso il sole, mi sono fatto la barba. Aprite, ma vedevano anche la schiuma. C'è che dici? Ma questi sono motivi reconditi. Un mio zio Augusto che mi disse una volta, sentendomi lamentare per una cazzata: ma che ne sai tu, giovane, che io quando facevo la guerra non avevamo mica le lamette, avevamo una specie di ferro e con il sapone controfero lo usavamo come schiuma. Ed allora ho detto la barba si fa secco se ci fossero le rasoi adatti.
ci arriviamo. Un altro giro, un'altra corsa, un altro rasoio, via la vita. Tutta la vita. Ah, questo va un po' meglio, è nuovo. Schnauz. Babaus. E anche un po' Fraus. Chissà come sta oggi Fraus, dopo lo chiamo. Veramente non ti voglio annoiare, ma vado a finire. Fraus.